Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee, aggiornamento che oggi riguarderà la piralide e il monitoraggio degli adulti di elateridi, nonché la cultura della patata. Piralide. Abbiamo visto nelle puntate precedenti come si è iniziata la terza generazione di piralide e abbiamo dato le istruzioni su come procedere alla valutazione del livello di popolazione di piralide di terza generazione per capire la necessità di trattamenti ed eventualmente intervenire in tempo utile e in modo appropriato. Le istruzioni per l'uso sono state date in diversi bollettini che potete consultare sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org. Potete anche richiedere l'invio dei bollettini via mail scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Seguite le istruzioni per l'uso e valutate il livello di popolazione, come abbiamo visto, in colture suscettibili come può essere un mais in semina ritardata o in secondo raccolto o altre colture in fase vegetativa ora che possono attrarre le farfalle di piralide per le ovideposizioni. Monitoraggio degli adulti di elateridi. Ormai siamo alla fine, è arrivato il momento di tirar via le trappole dai campi, svuotarle, identificare gli adulti, contarli e procedere alla stima complessiva del numero di adulti catturati nel corso della stagione. Ciò è utile per capire il rischio di danno da elateridi per la patata, per il mais e per altre colture suscettibili. Per quanto concerne la patata, sono anche state avviate le raccolte di diverse sperimentazioni tese a trovare soluzioni a basso impatto per ridurre il danno da elateridi. Tra queste prove varietali nelle quali si valutano varietà più tolleranti al danno di elateridi in confronto a varietà notoriamente suscettibili, nonché prove in cui cover crops, colture di copertura estive, vengono valutate in funzione della loro capacità di ridurre il danno su patata nell'anno successivo. A fine stagione ovviamente saranno forniti i dati derivanti da tutte queste sperimentazioni. Alla prossima!